Benvenuto a Mister Grimaudo e al suo staff tecnico. Obiettivo playoff centrato per il Lascari Cefalù, adesso lo possiamo dire nonostante la matematica già ci fosse. Molto probabilmente l'avversario del primo turno del playoff sarà il super giovane Castelbuono. Qualche parola da parte di Mister Grimaudo, anche a nome del suo staff tecnico? Sicuramente la cosa, a parte i playoff raggiunti, che è stato un grande traguardo, è stato anche importante finire questo campionato imbattuti, nel senso che da quando ci sono io, diciamo, non abbiamo fatto nessuna sconfitta, perciò siamo felici anche per questo, è normale. Ora ci aspettano i playoff, che noi sicuramente ci dobbiamo preparare per questa, non so se il Castelbuono, come mi dici tu, comunque qualsiasi squadra sia, ci dobbiamo preparare bene, anche perché c'è tutto il tempo per preparare bene questa partita, però anche è normale che voglio fare un ringraziamento se tutto questo è successo anche al mio staff. Ho cominciato dal preparatore atletico Ignatti, Pasquale Di Scala il mio secondo, e il preparatore dei portieri Giovanni Lugo. Questo è importante soprattutto per un allenatore e per uno staff. Infatti la crescita esponenziale delle prestazioni della squadra è molto merito anche da parte proprio dello staff tecnico, quindi un grande applauso a loro. Certo, sicuramente. Buonasera signor Rolando Fiducia. Finale di stagione fantastico da parte del Lascari Cefalù, che prima dell'avvento di Mister Grimaudo si ritrovava praticamente penultimo, ultimo. E all'ultima giornata, praticamente a ridosso dell'ultima giornata di campionato, la squadra ha conquistato la matematica del terzo posto con tanto di qualificazione ai playoff, ma non è finita qui, perché ancora la squadra non ha finito di sfornare le sue grandi prestazioni, e quindi l'obiettivo è segreto, diciamo, ma credo che non siano finiti qui i sogni. Quali sono le proiezioni da ora fino al termine della stagione con la vista playoff? Allora, hai detto bene, siamo partiti un po' in sordina, anche se non ce l'aspettavamo, anche perché conoscevamo il gruppo, perché noi lavoriamo molto sul territorio, esterni cerchiamo di prenderne il meno possibile, no, perché non sono buone, però crediamo al territorio, vogliamo portare avanti il nome del territorio. È andato qualcosa, non è andato per il verso giusto, abbiamo pensato, dopo tanti tentennamenti, di dare una svolta, abbiamo trovato, per nostra fortuna, Mister Grimaudo, un professionista nella vita, un professionista come calciatore, un professionista come mister, anche perché il nostro è un programma non a termine, e perciò già sei seduto? Abbiamo lavorato sicuramente, sapevamo di fare bene, puntavamo ai playoff, perché io ci ho sempre creduto, anche quando eravamo penultimi, lo dicevo ai ragazzi, lo dicevo in dirigenza, qualcuno mi prendeva il pazzo e gli dicevo noi facciamo i playoff, perché conosco da una vita la maggior parte dei ragazzi, perché sono cresciuto nei nostri settori giovanili. Prospettive future, non mettiamo limite alla provvidenza, come si può dire, è un sogno nel cassetto. Il nostro obiettivo stagionale era fare playoff e ci siamo arrivati alla grande grazie al sacrificio dei ragazzi e del mister, di tutta la dirigenza, tutti i dirigenti, perché siamo un gruppo folto, chiamiamolo sport, senza nessun interesse particolare. Niente, speriamo, la parolina magica che non diciamo, che si possa avverare. È un sogno, ci crediamo, lo speriamo, non eravamo pronti per questo, però lo faremo. E con i ragazzi ci siamo strette, ci siamo fatti una promessa che non sveleremo a nessuno, e poi quello che viene ci prendiamo sempre con il statuto.